Conosceva bene quella casa perché lì una 55enne tedesca residente a Pontelongo aveva lavorato come colf. È successo a Candiana, nella bassa padovana, dove la donna è entrata in casa di un novantenne tagliando con un tronchese la recinzione. Occhiali neri, mascherina e cappello in testa, si è intrufolata in casa approfittando della distrazione dell'anziano proprietario e ha rubato da un pensile in cucina 100 euro in contanti. La donna però è stata notata dai vicini. La moglie ha lanciato l'allarme chiamando le forze dell'ordine, mentre il marito è andato in soccorso del novantenne padrone di casa, che nel frattempo, sorprendendo l'ex collaboratrice, veniva picchiato dalla donna. Le botte all'ex datore di lavoro, però, non sono bastate a fermarlo perché il novantenne, con l'aiuto del vicino, è riuscito a fermarla e a consegnarla ai carabinieri accorsi subito sul posto. Gli uomini dell'Arma hanno preso in consegna la 55enne che, perquisita, è stata trovata in possesso del denaro rubato. La donna è stata quindi arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari. A seguito dell'udienza celebrata con rito direttissimo nella giornata di ieri, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per l'indagata l'applicazione della misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Il novantenne, invece, è stato accompagnato al pronto soccorso di Piove di Sacco, dove ha rimediato una prognosi di 20 giorni.